Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Palermo ricorda Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 23 maggio 92 a Capaci. Cortei, commemorazioni e iniziative coinvolgono istituzioni, scuole e associazioni nel segno della legalità e della lotta alla mafia. Nuovi dettagli sui pizzini di Matteo Messina Denaro, svelati gli alias in codice usati dal boss per comunicare con familiari e fedelissimi durante la latitanza. Intanto gli investigatori seguono la pista del tesoro nascosto anche attraverso sistemi informatici. Paura allo Zen di Palermo, colpi di pistola contro le sedi di 2 associazioni impegnate nel sostegno a donne e bambini del quartiere, acquisiti video di sorveglianza. Seviziati in tutti i modi, ancora provato per le violenze subite, parla il catanese Alessio Catanzaro, attivista della flottiglia rientrato a Mantova dove abita. Gela, 3 sacerdoti ascoltati dai magistrati in un'aula di tribunale nel processo che vede imputato un fedele della Chiesa Madre accusato di abusi sessuali su un minore. A Niscemi il Consiglio dei Ministri vara un piano straordinario contro il rischio frane, previste demolizioni nelle aree più pericolose, indennizi ai cittadini e interventi strutturali per la messa in sicurezza del territorio. Calcio, il Catania oggi ad Ascoli, in città sale la febbre per l'andata di semifinale playoff prevista domenica al Del Duca, vietata la trasferta ai tifosi rossazzurri. Bentrovati. Capaci 34 anni dopo. Palermo si ferma per ricordare il sacrificio di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta fatti saltare dal tritolo in uno degli attentati più sanguinosi della storia italiana. Tante le manifestazioni, il clou nel pomeriggio in via Notarbartolo. Tonino De Mana. Il 23 maggio 1992 l'orologio della storia italiana si ferma alle 17:58. Un boato sordo squarcia un tratto della A29 all'altezza di Capaci, segnando uno dei punti più drammatici della storia della Repubblica. A 34 anni di distanza Palermo ricorda uno dei suoi figli migliori, giudice Giovanni Falcone, morto insieme alla moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro, divenuti simbolo della lotta contro la mafia. Cortei, manifestazioni, incontri e momenti di preghiera e riflessione si terranno per tutta la giornata per invocare legalità e giustizia in un percorso di liberazione da Cosa Nostra che non è ancora giunto al traguardo. Si comincia di buon mattino a Capaci con la deposizione di corone d'alloro. Poi alla caserma Lungaro il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani ricorderanno i caduti. Piantedosi sarà anche alle 10 a Palazzo Young con la presidente dell'antimafia Chiara Colosimo, i ministri Alessandro Giuli, Alendrea Bodi e Carlo Nordio. In città il segretario del PD Eli Schlein e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, mobilitate scuole e associazioni. Momento clou nel pomeriggio all'Albero Falcone che come ogni anno diventa il cuore pulsante delle commemorazioni istituzionali e civili. Il grande ficus cresce davanti a quella che fu l'abitazione del giudice in via Notarbartolo, a testimoniare che le idee di chi ha perso la vita in quell'attentato continuano a camminare sulle gambe delle nuove generazioni. Un'eredità morale che bisogna conservare e custodire. E seguiremo naturalmente tutte queste iniziative nel corso dei nostri telegiornali. Intanto ieri a Gran Michele si è celebrata, siamo nel catanese, la giornata della legalità promossa per sensibilizzare giovani e cittadini ai valori del rispetto delle regole, dell'impegno civile. La manifestazione si è aperta nell'aula magna dell'Istituto Commerciale con gli interventi delle autorità civili, scolastiche e militari. Il sindaco Pippo Greco ha ricordato il sacrificio dei giudici Falcone e Borsellino come simbolo di riscatto per la Sicilia. Durante l'incontro magistrati e rappresentanti dell'Arma hanno ricordato le figure delle vittime della mafia e di quanti hanno perso la vita per difendere lo Stato. Grande la partecipazione delle scuole del territorio. La giornata si è conclusa in piazza Carafa con l'inno di Mameli recitato dagli studenti e con le dimostrazioni operative delle unità cinofile e degli artificieri dei carabinieri. Il comandante provinciale dei carabinieri, il generale Salvatore Altavilla, ha invitato i giovani a costruire una società fondata sulla legalità e sulla responsabilità condivisa. Sentiamo uno stralcio della sua dichiarazione. Oggi è una giornata di memoria per non dimenticare chi ha perso la vita
nella lotta alla mafia, è anche una giornata di ricostruzione, una giornata nella quale diciamo ai giovani di far tesoro delle esperienze passate, di non dimenticare la negatività di un fenomeno mafioso che ha flagellato le nostre terre, ecco, per continuare a costruire perché la mafia possa diventare solo un ricordo. Per sé aveva scelto il soprannome Reparto per comunicare con la sua famiglia. Il boss latitante usava anche soprannomi che avevano un unico comune denominatore, la frutta. Ha svelato il codice di comunicazione usato dalla primula rossa di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, ma molto ancora rimane da capire di questi 30 anni di latitanza. Laura Spanò. Svelando gran parte del lungo elenco di alias dei pizzini e documenti rinvenuti nel covo di Matteo Messina Denaro con cui lo stesso comunicava con la famiglia. Un elenco di pseudonimi che oggi trovano un riferimento grazie al lavoro degli investigatori. Tutti i soprannomi avevano un unico comune denominatore, la frutta. Giovanna Messina Denaro era ciliegia, la sorella Bice uva, Uvetto il marito Gaspare Como, Patrizia era ananas e Ananasso il marito Vincenzo Panicola, Cocco era il fratello Salvatore, Fragolona la sorella Rosalia, Complicato il marito Filippo Guttadauro, suo fratello il boss Giuseppe Guttadauro era Mela, il figlio della sorella Rosalia Francesco Guttadauro Fragolino, Noce e Nocino erano Lorenzo Cimarosa e il figlio Michele, la figlia Lorenza Lagna era Sciacqualattuga. Per parlare di sé poi più volte il boss ha usato il nome di Reparto. Rimane ancora molto da scrivere. Le indagini sulle sorelle hanno palesato però risvolti inediti come il doppio sistema di comunicazione che il boss aveva messo in piedi, il sistema Van Gogh che si basava su lettere inviate via posta ordinaria dal latitante a casa di Giovanna in via Piave 25 a Castelvetrano e l'operazione Condor dal nome del cane di famiglia. La stazione di posta era la casa di campagna incontrata a Stratto Paratoria a Castelvetrano dove il latitante faceva arrivare a Rosalia i pizzini con le sue richieste, le sue raccomandazioni, i suoi pensieri più intimi, i suoi comandi. E rimane da scoprire che fino ha fatto il tesoro del boss. Si indaga in Italia e anche all'estero e pare si indaghi anche su un wallet hardware, uno dei metodi più sicuri per conservare le criptovalute. Ieri a Palermo paura nel quartiere dello Zen 2 per i colpi di pistola contro le sedi delle associazioni Andala e Albero della Vita che sono rinomatamente impegnate nel sociale. Danneggiate le vetrine, le vetrate, indagano i carabinieri. Maglio Viola. Tornano gli spari allo Zen di Palermo, ma ad essere presi di mira questa volta non sono gli esercizi commerciali e neanche le istituzioni. Destinatari dei colpi di pistola sono le sedi dei centri Andala e Albero della Vita, due realtà impegnate in azioni di volontariato a sostegno sociale del quartiere. Gli spari hanno danneggiato gli immobili che si trovano fra via Rocchi Marciano e via Gesia da Siracusa. I colpi di arma da fuoco hanno raggiunto le vetrate delle strutture creando anche allarme fra i residenti. Una cosa simile a quanto accaduto nelle settimane e nei mesi scorsi contro la parrocchia dello Zen. Le associazioni svolgono attività in favore delle donne e dopo scuola per i bambini, ma i responsabili dei centri negano di aver mai ricevuto richieste estorsive o minacce e ritengono che l'episodio sia slegato anche dalle loro attività svolte nel quartiere. Le indagini sono affidate ai carabinieri che hanno effettuato rilevi scientifici sul posto e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del comune in zona e degli esercizi commerciali privati dell'area. Solidarietà e vicinanza sono stati espressi dal sindaco Roberto Lagalla e dall'assessore ai servizi sociali Mimma Calabrò. Colpire queste associazioni significa colpire il lavoro quotidiano di chi costruisce comunità e opportunità nei territori più difficili, dicono i due esponenti comunali. Cambiamo argomento e andiamo a sentire una dichiarazione anche piuttosto cruda del catanese Alessio Catanzaro, uno degli attivisti della flottiglia che era stato sequestrato insieme ad altri italiani a Israele. Rientrato nella città del nord in cui vive, racconta davvero delle scene di orrore. Siamo stati rapiti e portati in una nave prigione, un vero e proprio lager galleggiante in cui siamo stati stipati in più di 200, in quelli che erano meno di 100 metri quadri, senza nulla per dormire, con solo magliette, senza vestiti, senza coperte. Ogni volta che provavamo a chiedere coperte o qualcosa per coprirci
Le nostre richieste venivano accolte con spari dall'alto, spari sulla folla che hanno colpito diversi compagni, alcuni dei quali sono in ospedale. Quando siamo arrivati al porto di Ashdod ci hanno iniziato a seviziare psicologicamente e fisicamente in ogni modo. Siamo stati inginocchiati per ore in più posizioni, con manette, con fascette. Siamo stati condotti in una prigione nel deserto e lì ulteriormente siamo stati fatti inginocchiare per ore. Le persone anziane che non riuscivano ad alzarsi venivano picchiate nel momento in cui non riuscivano a stare in ginocchio o in cui cascavano dalla posizione di stress. E è passata un'intera giornata poi così, quella di mercoledì, in una condizione di incertezza in cui venivamo costantemente trasportati da una cella all'altra, ammanettati, mani davanti, mani dietro la schiena, un'esperienza terribile. Un uomo di 38 anni, residente a Serra di Falco nel Nisseno, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Montedoro per atti persecutori nei confronti di un 59enne compagno dell'ex coniuge. L'uomo è stato aggredito con calci e pugni al volto, probabilmente accecato dalla gelosia. E andiamo a Gela, un'aula di tribunale per 3 sacerdoti che sono stati ascoltati dai magistrati nel processo che vede imputato un fedele della Chiesa Madre accusato di abusi sessuali su un giovane anche quando era un minorenne. Gerry Italia. Una processione di sacerdoti, questa volta lontano dall'altare, è diretta verso il tribunale. È il quadro che si è presentato davanti al collegio penale presieduto dal giudice Fabrizio Giannola, dove sono stati ascoltati 3 testimoni chiave nel processo a carico di un fedele molto conosciuto nell'ambiente della Chiesa Madre di Gela e impegnato in numerose attività parrocchiali. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe avuto rapporti sessuali con un giovane, episodi che, stando alle contestazioni, si sarebbero verificati anche all'interno della chiesa in un periodo in cui il ragazzo non aveva ancora raggiunto la maggiore età. L'inchiesta prese avvio dalle dichiarazioni rese dal giovane, oggi parte civile nel procedimento. In aula hanno testimoniato il parroco e l'allora viceparroco della chiesa. Sarebbe stato proprio il viceparroco, insieme a una fedele impegnata nella gestione delle attività parrocchiali, a raccogliere per primo il racconto del giovane. Dalle testimonianze sarebbe inoltre emerso che il viceparroco informò il vescovo Rosario Gisana della vicenda, mentre il parroco avrebbe appreso dei fatti successivamente proprio dalla diocesi. L'esame dei testimoni si è svolto a porte chiuse, vista la delicatezza dei contenuti affrontati. La difesa dell'imputato intanto continua a respingere ogni accusa e parla di incongruenze nelle dichiarazioni della presunta vittima. Al centro dell'istruttoria anche il contenuto di alcune chat acquisite agli atti. Nelle prossime udienze sarà ascoltato lo stesso imputato che dovrà fornire la propria versione dei fatti. Una vicenda che riporta ancora una volta l'attenzione sulla diocesi di Piazza Armerina, già profondamente segnata dalla recente condanna definitiva dell'ex sacerdote ennese Rugolo per abusi sessuali su minori, e resta aperto anche il procedimento per falsa testimonianza che vede imputati il vescovo Rosario Gisana e il vicario giudiziale Vincenzo Murgano, accusati, secondo l'ipotesi della procura, di avere tentato di insabbiare il caso Rugolo. Come annunciato dalla Premier Meloni durante la sua ultima visita a Niscemi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro Musumeci, ha deliberato un programma di interventi per il comune siciliano interessato da eventi franosi. Lo riferisce Palazzo Chigi al termine della riunione di ieri sera. Il programma riguarda gli interventi di demolizione e di concessione dei contributi e gli interventi di prevenzione strutturale e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. Il programma di demolizione, si legge nel comunicato, definisce le modalità di messa in sicurezza della fascia di abitato a maggiore rischio attraverso la demolizione e delocalizzazione degli immobili che ricadono nella zona rossa, un sistema di indennizi parametrato e l'acquisizione gratuita delle aree patrimonio comunale. La perimetrazione della zona rossa è soggetta ad aggiornamento costante sulla base di indagini e monitoraggi tecnici. Il programma di prevenzione prevede 2 fasi, la prima volta alla stabilizzazione del sistema franoso, al monitoraggio continuo, alla riorganizzazione della rete idrica e fognaria e alla realizzazione di sistemi di drenaggio. La seconda riguarda il consolidamento strutturale e la riprofilatura morfologica definitiva dei versanti. Andiamo ad Agrigento. Da giorni tante famiglie sono senza acqua e dopo il fermo delle autobotti private cresce la protesta dei cittadini che sono ormai esasperati. Davide Sarto.
Ad Agrigento e nei diversi comuni della provincia continua l'emergenza idrica. Ci sono famiglie che denunciano di non ricevere acqua da oltre una settimana. A peggiorare la situazione anche il blocco degli autobottisti privati dopo la stretta imposta da AICA, che chiede la regolarizzazione delle utenze e nuovi controlli sul servizio sostitutivo. Come si vive senza acqua? Non si vive bene. Io, guardi, sto arrivando fra 2 giorni all'asciutto completamente. Mi dico, loro ci devono dire qualcosa. Intanto la rete idrica continua a perdere acqua tra guasti e condotte vecchie, una situazione che alimenta rabbia e disagi, soprattutto nelle periferie e nelle zone non servite regolarmente dall'acquedotto. C'è chi pur di avere qualche litro d'acqua raggiunge la fontana di Bonamorone per riempire bidoni e taniche da portare a casa. Io vado con i bidoni a Bonamorone a riempirmi i bidoni di acqua, 2 bidoni, 3 bidoni ogni notte, perché io lavoro nella ristorazione, finisco a mezzanotte mi tocca salire da Agrigento, riempire i bidoni con l'acqua, scendere a casa, scaricare l'acqua, si può fare questa vita. Nel frattempo prefettura, comuni e AICA cercano soluzioni tampone, mettendo a disposizione anche autobotti comunali per garantire un servizio essenziale ai cittadini. Adesso ci fermiamo, torniamo tra poco, andremo a vedere le condizioni delle piste ciclabili a Catania. E siamo tornati in studio a Catania. Le piste ciclabili sembrano un vero e proprio percorso a ostacoli. Lo vediamo nel servizio di Tonino De Mana. Furgoni che scaricano merce a qualsiasi ora. Motorini, monopattini e persino enormi cespugli. Più che pista ciclabile sembra un vero e proprio percorso ad ostacoli per buona pace di chi puntava o confidava sulla mobilità sostenibile. Catania non è città per ciclisti, figuriamoci se gli amanti delle 2 ruote si avventurino in via Santa Sofia, tracciato tortuoso e ripido adatto agli scalatori. Come se non bastasse, la vegetazione spontanea sta invadendo la pista con piante di ogni tipo che ostacolano l'ipotetico transito delle biciclette. Cercasi ciclisti, per la verità non se ne vede l'ombra neanche in via Bergamo. La strada non consente. È proprio inutile, completamente inutile. È una pista ciclabile, però i ciclisti dove sono? Dove sono? A Catania. Catania non è una città per ciclisti, lei sa benissimo con tutte le salite che ci sono, non siamo in Emilia. A proposito di mobilità sostenibile, sembra funzionare la metropolitana a Cibali, ma questo residente mette in evidenza un altro paradosso. Non ci sono posteggi e anziché aumentare i posteggi, cosa fa il comune di Catania? Fa la pista ciclabile che non funziona completamente, non c'è spazio completamente, non la usa nessuno completamente per potersi vendere un po' di soldi del PNRR e di conseguenza diminuiscono ancora di più i posti del posteggio delle macchine per la metropolitana. Aspettiamo ore ed ore per vedere un ciclista, ma restiamo delusi. Di bici, da queste parti, c'è soltanto il disegno. Sul palco del Teatro Vittorio Colonna a Vittoria, a spasso con Daisy, protagonista Milena Vukotic per la regia di Guglielmo Ferro. Sentiamo Veronica Barbarino. Ridai che non dovresti guidare? No! Troveremo qualcuno che lo faccia per te. Non accadrà mai, sono fatti miei. Nell'America del dopoguerra, la burbera Daisy, un'anziana insegnante ebrea, è costretta dal figlio ad accettare un autista per i propri spostamenti. Si tratta di Hawk, un uomo afroamericano con cui inizialmente è diffidente e distante. Questa non è la strada giusta. Ti ordino di tornare subito indietro. Eccolo là il negozio. Sul palco, a conclusione della stagione teatrale Vittoria, colonna d'arte, Milena Vukotic dà anima e sensibilità alla protagonista di A spasso con Daisy per la elegante e misurata regia di Guglielmo Ferro. È uno spettacolo che ormai facciamo da tanto tempo, che facciamo tutti e 3 con grande passione e con grande convinzione. Salvatore Marino, Maximilian Nisi ed io. Il personaggio è una signora che sente molto anche il peso del razzismo che gli viene imposto. Tra ironia sottile e momenti di grande emozione, i 2 personaggi sviluppano un legame profondo e sincero, capace di superare barriere culturali e sociali. Mamma,
vai a flirtare con le infermiere. Ci vuole tutto per sé. Uno spettacolo teatrale che con leggerezza e profondità fa sorridere, riflettere e commuovere. Bulli ti paga ancora. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi il calcio con il Catania. Siamo al calcio, è davvero febbre di attesa per Ascoli Catania. Rossazzurri oggi saranno ad Ascoli per la partita di domenica sera. Sentiamo. Il Catania è già in clima Ascoli, non poteva essere altrimenti dopo aver superato l'ostacolo Lecco e con all'orizzonte una doppia sfida d'altra categoria. C'è in palio il pass per la finale tra due squadre che hanno sperato di centrare la promozione in Serie B durante la stagione regolare. Più l'Ascoli che il Catania, a dire il vero, considerato che i bianconeri ci sono andati veramente vicino sino all'ultima giornata. È una squadra completa, la squadra di Tomei. Ha in Duffizzi il miglior marcatore con 13 reti più 9 assist e in Gori la spalla giusta, 12 gol e 6 assist, numeri che fanno comprendere come i rossazzurri devono ritrovare la compattezza del reparto arretrato trafitto 3 volte mercoledì sera dal Lecco. Con l'Ascoli certi errori di distrazione o poca attenzione possono costare caro. Toscano ha già iniziato a preparare la sfida del Duca, deve verificare le condizioni fisiche di Donnarumma e Casasola che comunque hanno evidenziato miglioramenti significativi. Le due squadre si sono già incontrate ad inizio stagione, era il precampionato, gambe ancora imballate, finire a 0-0 un'amichevole estiva dove già si intravedeva la qualità di entrambe. Si gioca alle 20 domenica sera, la prima ad Ascoli, mercoledì prossimo alle 21 al Massimino, con il fattore campo al ritorno da sfruttare. Non c'è più il vantaggio del doppio risultato e anche di questo occorre essere consapevoli. In caso di parità sono previsti supplementari e rigori. Al del Duca confermato il divieto di trasferta ad Ascoli per i tifosi rossazzurri in ragione non solo di quanto accaduto a Lecco ma anche di una rivalità di vecchia data. Ma il divieto di acquisto dei biglietti per la trasferta di Ascoli per i residenti a Catania e provincia, di cui appunto avete appena sentito parlare nel servizio, rientra in un provvedimento più ampio arrivato dal Ministero che dopo i fatti di Lecco prevede restrizioni per le trasferte ai residenti nella provincia di Catania fino alla fine di febbraio 2027, con conseguente chiusura del settore ospiti dei vari stadi che ospiteranno le partite del Catania. E con questa notizia ci fermiamo, Sicilia 24 tornerà alle 14, vi lascio alla rassegna stampa curata oggi da Angelo Gagliano. A tutti una buona giornata.